Dunque io sono qua, avrebbe dovuto essere presente Fina Santariano, la responsabile del consultorio del Lago, purtroppo per altri impegni non ha potuto essere qui, quindi ha delegato me e manda a tutti un saluto e un abbraccio. E io vi ho preparato un po' di cose da dire per illustrare un pochino quella che è la nostra attività, raccontare la nostra esperienza che negli ultimi periodi veramente è stata contrassegnata da diverse esperienze di genitorialità transessuale. Devo dire che la testimonianza di Egon è stata bellissima ed ha illustrato in modo forse semplice ma completamente esaustivo quelle che sono un po', diciamo, anche le nostre pratiche nel lavoro con le persone transessuali che hanno un'esperienza di genitorialità. Quindi volevo solo fare alcune considerazioni molto veloci. Sì, esatto, la genitorialità trans è un fenomeno che, come dicevo, vediamo sempre più uscire allo scoperto, nel senso che le persone transessuali, cioè ci sono molte persone che si rivolgono al nostro servizio. Noi dal 2008 siamo attivi a Torre del Lago, questo consultorio è nato dalla collaborazione tra il MIT e il Servizio Sanitario della Regione Toscana, e negli anni poi abbiamo sviluppato, noi sostanzialmente facciamo accoglienza, analisi del bisogno, valutazione, consulenza alle persone transessuali da un punto di vista sia puramente informativo che legale, sociale, psicologico e psichiatrico. Abbiamo poi creato dei rapporti di lavoro con l'ospedale di Pisa e con altri centri presenti sul territorio italiano per l'invio delle persone per le terapie ormonali e la chirurgia di riassegnazione. E il fenomeno della genitorialità trans è qualcosa che, come dicevo, esce sempre più fuori perché diciamo, sta fortunatamente cadendo, secondo me, lo stereotipo per cui una persona transessuale non può essere genitore. Ecco, quest'idea, questa paura, perché poi alla fine si tratta di, io almeno nella mia pratica constato come sia una paura presente in tantissime persone e che porta spesso magari la persona transessuale a magari rinnegare le proprie istanze oppure a non intraprendere un percorso di transizione perché ha paura di fare del male ai propri figli. E questo in realtà, come vi ha raccontato Egon, e poi come si vede nella nostra pratica, non è vero. Il fatto che una persona sia transessuale non ha cioè non danneggia in nessun modo la sua capacità genitoriale. Sono due costrutti assolutamente indipendenti, quindi le persone trans possono essere buoni o cattivi genitori come tutte le altre persone, ma il diritto alla genitorialità è sacrosanto. E questo, ecco, ci siamo sempre più occupati di questo fenomeno perché sono arrivate più persone che avevano dei figli e che hanno deciso di intraprendere un percorso di transizione. E qual è il nostro ruolo? Sicuramente è quello di informare le persone, di dare una consulenza, di esplorare, diciamo, tutte le possibilità e quello che implica il percorso di transizione e esaminare appunto qual è il modo migliore per raccontare ai figli, che sono d'accordissimo sul fatto che una reazione spesso che si verifica da parte magari di altri membri della famiglia, delle istituzioni educative come la scuola, è quella di dire aspetta, non fare niente perché in qualche modo può essere pericoloso oppure può essere qualcosa che turbi l'equilibrio psicologico del bambino o della bambina. Questo non è vero. Tutti i bambini sono in grado di recepire la varianza di genere, di recepire il percorso di transizione fatto da un'altra persona. Chiaramente gli si parla, gli si racconta, gli si spiega sicuramente in relazione all'età e anche alle capacità cognitive del bambino, però è qualcosa che come dire, non bisogna avere paura di far vedere e di raccontare.
è molto importante. A volte penso possa essere più difficile forse il lavoro per esempio con le scuole, perché magari ci sono insegnanti o persone che hanno a che fare con l'educazione del bambino che possono avere delle componenti omofobiche, transfobiche molto sviluppate e quindi possono diciamo, vedere problemi là dove non ci sono. Il bambino magari vive il percorso di transizione del genitore in modo naturale, riesce come dire, appunto proprio a viverlo come qualcosa di fluido che alla fine non ti crea problemi. Magari questi problemi vengono creati, non so, magari da un insegnante che si mette in testa che allora siccome quel bambino ha il padre o una madre trans, allora deve per forza sviluppare qualche tipo di patologia e diventa un po' quello che si chiama, non so, il paziente designato, mi sembra si dica così. Ecco, il nostro ruolo spesso è quello di cercare appunto di dare informazione anche in modo più allargato a tutte le persone che possono avere a che fare con appunto con la vita dei figli, in modo che il percorso di transizione dei genitori possa avvenire nel modo più fluido e più naturale possibile. Poi è chiaro che ogni famiglia, ogni storia è diversa, però ecco, direi che i principi che abbiamo sentito prima sono quelli con i quali si lavora meglio. Ecco. E per chiudere, voglio fare una cosa breve, se no già sono uno psicologo non previsto stamani, dopo vedere. Però ecco, una cosa che ho notato almeno nelle persone che sono venuti al consultorio, che hanno avuto un'esperienza di genitorialità trans, è che spesso la persona arriva piena di paure per sé, per i propri figli, per come reagirà la famiglia, l'ambiente di lavoro, l'ambiente educativo dei figli. Ecco, già un buon primo obiettivo può essere quello di cercare di fare andare via la persona già con un po' di paura in meno, di rasserenarla e cercare piano piano di lavorare su tutte queste paure che spesso magari poi la bloccano e non le consentono di cercare la felicità, appunto la realizzazione del loro percorso di vita. Vi ringrazio per l'attenzione.